L'arrivo a Gorizia e Nova Gorizia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che insieme all'omologo sloveno Borut Pahor celebrerà la nomina a Capitale Europea della Cultura 2025 delle due città. C'è un ricco programma di eventi per la giornata di oggi, a cavallo appunto del confine, sia per la mattina che per il pomeriggio, eventi che Telefriuli vi racconterà, appunto, oltre che negli appuntamenti informativi, anche nel pomeriggio, quando il clou dell'evento sarà in piazza Transalpina, uno dei luoghi simbolo appunto della storia e del rapporto fra le due città. Allora vado da Marco Pasquariello per sapere a che punto sono le celebrazioni e come sta procedendo il programma. Sempre da Nova Gorizia. Buongiorno Marco, a te di nuovo. Buongiorno nuovamente Francesca, buongiorno a chi ci segue da casa in questa seconda edizione del telegiornale della nostra mattinata. Siamo sempre a Nova Gorizia, i due presidenti hanno da poco lasciato la piazza del municipio di Nova Gorizia. Il municipio è alle nostre spalle, siamo appena sotto il municipio. I due presidenti si sono trovati qui, hanno ricevuto gli onori, i due inni nazionali, e poi hanno fatto il giro della piazza salutando le persone, salutando i tantissimi bambini che li hanno accolti con le bandierine dell'Europa, della Slovenia e dell'Italia. Dopo i due inni, appunto, i due inni nazionali, i due presidenti hanno fatto il giro della piazza, hanno incontrato i sindaci delle due città, il sindaco Miklavic e il sindaco Ziberna di Gorizia e di Nova Gorizia, e poi si sono diretti per il pranzo. Ora raccontiamo rapidamente il programma di questo pomeriggio della visita dei due presidenti. La prima tappa sarà a Salcano, dove c'è il ponte. Dietro di me vedete la banda nazionale della Slovenia che sta lasciando la piazza, oltre al picchetto d'onore che ha accolto i due presidenti. Come detto, i due presidenti sono andati a pranzo, in un pranzo congiunto insieme ai due sindaci delle due città, poi andranno a Salcano, dove c'è il ponte che unisce le due sponde dell'Isonzo, simbolo dell'unione tra le due città. Dopo si sposteranno in Italia, dove di nuovo ci sarà il momento degli inni nazionali e degli onori, questa volta da parte del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella al Presidente di quella slovena Borut Pahor, e poi ci sarà il momento più atteso, quello di piazza Transalpina, con i discorsi dei due presidenti, dei due sindaci, e atteso anche il Presidente della Regione Massimiliano Federiga, e poi quello del concerto unito delle band, di musicisti italiani e sloveni, a suggellare questa amicizia, questa fratellanza. Ne abbiamo sentito anche il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, lo proporremo nel corso del nostro speciale pomeridiano in partenza alle 15:15, che ha parlato appunto di questa fratellanza tra le due città in vista del 2025, in vista delle due città della cultura, appunto Gorizia e Nova Gorizia. Francesca, per il momento ti restituisco la linea. Grazie a Marco Pasquariello, che ritroveremo dunque più tardi. La pagina Covid con i dati che peggiorano in Friuli Venezia Giulia, secondo la Fondazione Gimbe, dati in controtendenza per la nostra regione rispetto al resto d'Italia. Friuli Venezia Giulia in netta controtendenza rispetto al resto dell'Italia quanto a pandemia da Covid-19. Nella settimana dal 13 al 19 ottobre si registra infatti un peggioramento per i casi positivi per 100.000 abitanti, 78, e si evidenzia un aumento dei nuovi casi, 26,7%, rispetto alla settimana precedente. Sono i dati della Fondazione Gimbe. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica 4% e in terapia intensiva 4%, occupati da pazienti affetti da coronavirus. La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 71,8%, contro una media in Italia del 74,3%, a cui aggiungere un ulteriore 4,5%, media italiana 3,8%, solo con una prima dose. Nello stesso periodo i nuovi vaccinati per 100.000 persone che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino al 12 ottobre è pari a 4.894 residenti. Il tasso di copertura vaccinale per le terze dosi infine è di 4,8% contro una media nazionale del 9,3%. In Italia in generale i casi scendono dell'1,9%. E anche in Austria scatta l'obbligo di Green Pass dal 1° novembre. Anche l'Austria utilizzerà il Green Pass come strumento obbligatorio per tentare di arginare la pandemia.
Il certificato verde diventerà necessario dal 1° novembre per tutti quei lavoratori che entreranno per lavorare a contatto con altre persone. Sarà esentato dall'obbligo della certificazione verde chi lavora non entrando in contatto con il pubblico, come ad esempio i camionisti. Le autorità sanitarie faranno dei controlli a campione per verificare il rispetto delle nuove regole. In caso di mancato possesso del Green Pass sui luoghi di lavoro, il datore dovrà pagare un'ammenda di 3.600 euro. Per i dipendenti è prevista invece una sanzione di 500 euro. La decisione è stata annunciata dal Ministro del Lavoro a seguito della sempre più crescente curva pandemica nel paese d'Oltralpe. Il ministro ha auspicato il rispetto delle norme, aggiungendo che sarà possibile mettere in smart working chi non vuole esibire il Green Pass. Al momento in Austria è pienamente vaccinato quasi il 62% dell'intera popolazione. L'incidenza su 7 giorni del contagio da Covid-19 è recentemente salita, raggiungendo 183 casi su 100.000 abitanti, dopo essere rimasta sotto 150 per diverse settimane. A Trieste prosegue intanto il presidio No Pass in Piazza Unità d'Italia e il sindaco Roberto Di Piazza, dopo essersi confrontato con le autorità competenti, ha annunciato che il comune procederà nei confronti dei responsabili dei disordini registrati nel capoluogo giuliano con ogni possibile azione a tutela dell'immagine della città di Trieste. Rubava farmaci dalla casa di riposo dove lavorava come infermiere. Successo a Trecento. Sottraeva farmaci e medicinali da una casa di riposo del Tarcentino. Per questo motivo un infermiere infedele, 32 anni, è stato denunciato per peculato dai carabinieri della stazione della Perla del Friuli. L'uomo è stato fermato dai militari dell'Arma proprio questa mattina al termine del suo turno di lavoro, quando è stato trovato in possesso di un cerotto contenente oppiacei. La successiva perquisizione estesa alla sua abitazione ha consentito di recuperare molti altri medicinali, sempre rubati dalla cassaforte della struttura per anziani. Tra questi ulteriori 6 confezioni di cerotto con il principio attivo dell'oppio, vari flaconi di morfina, 7 blister di pastiglie di sostanze simili, oltre a circa 3 grammi di oppio, sempre di proprietà della struttura. Le indagini avevano preso avvio nel mese di settembre di quest'anno, quando i referenti della casa di riposo hanno denunciato furti di diverso materiale utilizzato generalmente per il trattamento di gravi patologie. Dalla segnalazione sono partiti accertamenti con la raccolta di testimonianze e attività tecniche che hanno consentito di individuare con certezza l'unico responsabile. Al termine della perquisizione l'infermiere è stato quindi deferito in stato di libertà per le ipotesi di reato di peculato e segnalato a livello amministrativo per l'uso personale di sostanze stupefacenti. Un sisma di grado Richter 3.8 è stato registrato nelle prime ore di questa mattina in Alto Friuli, in particolare durante la notte alle 2:28, con epicentro a circa 1 chilometro a est di Illeggio, a 12 chilometri di profondità. Ha svegliato diverse persone ed è stato avvertito da numerosi cittadini della zona e anche a diversi chilometri di distanza. È stato seguito alle 4:30 da un secondo movimento tellurico di magnitudo 2.1 con epicentro a Moggio, alle 7, poi un terzo sommovimento di minore intensità, sempre con epicentro a Moggio Udinese. Un'auto è finita fuori strada, si è schiantata contro un albero e ha preso fuoco, miracolosamente illeso. Il conducente, è successo ieri sera poco dopo le 21 a Spilimbergo. Sul luogo dell'incidente una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Spilimbergo e un'ambulanza e i carabinieri della stazione locale. Sacile si mette in mostra all'Expo 2020 di Dubai, dove saranno presenti 2 simboli della città sul Livenza, un innovativo pianoforte della Fazioli e la mezzo soprano Valentina Volpe Andreazza, che rappresenterà il nostro paese nella giornata dedicata all'Unione Europea.
C'è anche un pezzo di Sacile, anzi due, all'Expo 2020, l'esposizione universale in corso a Dubai che ha preso il via a inizio ottobre e proseguirà fino a marzo 2022. Nel padiglione italiano, a rappresentare l'eccellenza tricolore, è presente un pianoforte della Fazioli. Costruito appositamente per questa occasione nell'ormai leggendaria fabbrica di pianoforti di Sacile, M. Liminal, questo il nome dell'avveniristico strumento autenticamente made in Italy, contiene innanzitutto quel richiamo al mare e al patrimonio culturale comune a tutti i paesi bagnati dal Mediterraneo, celebrato dal progetto architettonico del padiglione italiano. Fazioli inoltre metterà a disposizione un pianoforte da concerto di forma classica in occasione degli eventi organizzati dal padiglione italiano al Dubai Millennium Amphitheatre. Ma non è tutto. Sabato 23 ottobre all'Expo sarà celebrata la giornata dedicata all'Unione Europea. A rappresentare l'Italia è stata invitata il mezzosoprano di origine sacilese Valentina Volpe Andreazza, direttrice del Coro delle Voci Bianche della Scala di Milano e ambasciatrice della musica, che per l'occasione sarà affiancata da un importante ente del territorio regionale, il concorso pianistico Piano FVG, con la collaborazione della Regione, del Comune di Sacile e di Fondazione Friuli. Sul palco anche un altro talento regionale, una giovane e talentuosa promessa del pianoforte, recente finalista del concorso pianistico internazionale con sede a Sacile, l'udinese Matteo Bevilacqua, che proprio Piano FVG ha contribuito a far conoscere. La Demar Caffè di Udine entra nell'Olimpo del Made in Italy. La torrefazione infatti ha appena ricevuto il riconoscimento di marchio storico rilasciato dalla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale del Ministero dello Sviluppo Economico. È la terza azienda del Friuli Venezia Giulia a potersi fregiare di questa importante denominazione, una delle 225 italiane. Questo pomeriggio a Berna, in occasione della settimana della lingua italiana, ci sarà anche uno spettacolo della compagnia Area Rea. È ispirato al canto quinto dell'inferno e dunque alla vicenda di Paolo e Francesca, lo spettacolo Frammenti d'amore, spettacolo performativo di danza contemporanea che la compagnia Area Rea porterà oggi in Svizzera a Berna in occasione della settimana della lingua italiana. L'invito a partecipare è arrivato direttamente dall'Ambasciata d'Italia e della Confederazione Elvetica, organizzatrice della rassegna che quest'anno appunto è dedicata a Dante. L'appuntamento sul palcoscenico dell'Eitere Fane per questo pomeriggio alle 18. Frammenti è una creazione di danza contemporanea, è una scrittura corporea e che è stata creata in collaborazione con Dance Project Festival per appunto in occasione dell'anno dantesco. La creazione ha suscitato l'interesse dell'ambasciatore che ha voluto la compagnia qui in Svizzera per prendere parte alla 21esima edizione del festival dedicato alla lingua italiana nel mondo. Quindi siamo felicissimi di essere qui per 3 giorni di interculturalità, di scambio, di modalità altre di vivere e di sostenere la cultura italiana e le sue eccellenze. In scena Paolo, Fabio Caputo, Francesca, Cecilia Croce e Giangiotto, Lorenzo Nocentini cantano e languono per la loro sventura, emettono suoni distorti, lamenti e sospiri, gemiti e sussurri che restituiscono la bufera nella quale sono condannati. La creazione trae ispirazione dalle opere pittoriche che ritraggono la celebre trasgressione sulle musiche della violoncellista Martina Bertoni e circondati dagli elementi di scena di Ilaria Bomben. Tra poco vi ricordo l'appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale. Arrivederci.